Bentrovati, eccoci qua pronti per una puntata del nostro podcast. Cercheremo di rispondere come sempre alle vostre curiosità. Cuffia, microfono e davanti a me Davide Savelli con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Puntata alcolica. Cerchiamo di non metterci dei pasticci. No, sì, perché qui gli algoritmi, come sappiamo, sono sensibili. Leggo la domanda di Francesco. Ho letto su internet che la parola bar sarebbe un acronimo. C'è chi sostiene derivi dall'inglese Beer and Alcohol Room. Questa interpretazione è esatta? Qual è stato il primo bar della storia? Grazie, buon lavoro e complimenti per la freschezza del podcast. Ecco, questo fa sempre piacere. Grazie Francesco. No, ci sono vari scherzi sul fatto che la parola bar deriverebbe appunto da un acronimo. Ce n'è anche un'altra versione che è popolare in Gran Bretagna, per cui bar vorrebbe dire British Accredited Registry, cioè locale accreditato nel registro dei locali dove si possono vendere bevande alcoliche. Non è assolutamente così. Il bar si chiama così perché ha un bancone. L'elemento fondamentalissimo del bar è il bancone, che in inglese... gli inglesi hanno un rapporto strano con gli alcolici. In genere in Gran Bretagna si beve molto, e però ci sono anche, c'erano in passato, regole molto rigorose, no? Il pub non può aprire prima di una certa ora e così via. E allora il bar, il bancone, loro lo percepiscono come una barriera che separa i clienti dalle bottiglie e dal barista, fondamentalmente. E quindi il bancone lo chiamano il bar, lo sbarramento proprio, ecco. E questo è il motivo per cui il locale si chiama così. Quanto al desiderio di Francesco di sapere qual è stato il primo bar della storia, qui purtroppo, come dire, i Sumeri e i Babilonesi non ci hanno lasciato informazioni, quindi può essere che li avessero, ma non sappiamo niente. In genere si tende a dire che erano dei bar, quei locali, ne hanno ritrovati una marea a Pompei, per esempio. A Pompei ce n'erano un'ottantina. Quei locali che tecnicamente i romani chiamavano thermopolium. I romani parlavano greco come noi parliamo inglese, cioè l'inglese era di moda e si usavano le parole inglesi così per fare sensazione. Thermopolium in greco vuol dire un posto dove si vende roba calda, quindi una tavola calda fondamentalmente. E questi termopoli, appunto, spesso la gente li chiama bar perché è più facile raffigurarseli. In realtà non vendevano soltanto bevande alcoliche, anzi vendevano innanzitutto cibi caldi, cibi cotti. Teniamo conto che vendere cibi caldi nel mondo antico era una cosa importante perché tantissima gente non aveva modo di cucinare in casa. Non era così semplice come per noi. E quindi poter uscire in strada e trovare il cibo di strada era una cosa importante nella vita quotidiana per tanti. Quindi a Pompei, e dobbiamo supporre in tutte le innumerevoli città dell'impero romano, era pieno di tavole calde. Se ci fossero locali dove si andava soltanto a bere e ubriacarsi, come vediamo fare nei film americani, questo ho i miei dubbi, francamente, ecco, ma non sono così ben informato. Francesco, un altro Francesco, che ci scrive dalla Sardegna, resta decisamente sul tema che, inutile nasconderlo, a noi non dispiace. Tu l'hai detto, Ho detto io, mi assumo io la responsabilità. Buonasera professore e buonasera Davide. Ho letto di recente 2 libri sul rapporto tra alcolismo, o comunque sull'assimilazione di bevande alcoliche sull'uomo, e storia dell'uomo. Volevo sapere da lei, professore, qualche nozione in più sul rapporto diretto di vino, birra e qualunque altro genere di sostanza alcolica sulla storia e sui suoi protagonisti. Grazie mille, complimenti, distinti saluti da Francesco dall'Ogliastra, provincia di Nuoro. Allora. Io direi questo, che più che non singole vicende straordinarie che valga la pena di raccontare, anche se ce ne sarebbero, basta pensare a come il vino con l'Eucaristia è diventato un aspetto strutturale del principale sacramento della religione cristiana. E come quindi la religione, che forse tuttora credo è la più diffusa al mondo, o comunque se la gioca con l'Islam, ha al centro del suo rito più importante il vino. Già questa è una cosa che basterebbe, come dire, a parlare di qualcosa che nella storia è importantissimo. Però più in generale io direi che le civiltà antiche e la civiltà cristiana
non quella islamica che invece le bevande alcoliche le ha proibite, hanno considerato gli alcolici come proprio una parte integrante dell'esistenza umana, ma proprio ovvia e anche però, come dire, insostituibile, ecco. La differenza col nostro mondo di oggi è che oggi c'è tanta gente che non beve alcolici e è considerato una cosa insignificante tutto sommato, no, non è una cosa, mentre invece gente che non beveva alcolici una volta non ne esisteva, ecco, questo voglio dire. Gli alcolici erano considerati necessari alla vita umana, parte integrante dell'alimentazione, tanto che è diventato proverbiale, no? Il carcerato si trova in una situazione veramente terribile, è nutrito a pane e acqua. Ora, tanti di noi, se fossero costretti a mangiare solo pane, indubbiamente ne soffrirebbero immensamente. Tutti, credo, ne soffriremmo. Ma c'è un'infinità di gente a cui imporre di bere solo acqua non sembrerebbe quella gran penitenza, no? A me e a te, Davide, sì, ma a tanta altra gente no. E invece dobbiamo capire che nel mondo del passato l'idea sei costretto a stare a pane e acqua, entrambi gli elementi rappresentano una tortura, una privazione quasi insostenibile, ecco. Vino o birra dove il vino non arrivava erano parte integrante della dieta. Intendiamoci, ci sono anche dei motivi concreti, Sono bevande ricche di calorie, tutte e due, cioè nutrono il vino e la birra. La birra poi in particolare è ricca di carboidrati, tanto che sulla diffusione della birra nel mondo antico, già nell'antico Egitto facevano la birra, e gli studiosi arrivano a dire, vabbè, ma si capisce, è un modo per conservare i cereali. In una società dove si mangiano essenzialmente cereali, e come li mangi? Li riduci in farina, ci fai il pane, ci fai la zuppa e ci fai la birra con i cereali. E la birra si conserva. Quindi è veramente un aspetto dell'alimentazione. Dopodiché però è anche un aspetto della vita collettiva, la cui importanza la capiamo meglio se pensiamo che le società del passato, anche questa cosa è una cosa che mi colpisce talmente tanto che la dico spesso, magari l'ho già detta anche in un podcast, pazienza, ma pensate a un mondo dove non c'è il caffè, non c'è il tè, non c'è il tabacco, non ci sono i superalcolici, perché quelli sono più recenti, non ci sono gli stupefacenti di nessun genere, ottimo dirà qualcuno, certo, dico anch'io, ottima cosa. Però, se pensate all'infinito bisogno di stimolanti che noi abbiamo nella nostra vita e che consideriamo una cosa scontata, mettici anche le bevande gasate, ecco, gli integratori, ecco, non c'è niente di tutto questo, né gli antichi greci, romani, né la gente del Medioevo fino al Cinquecento non hanno niente di tutto questo. E allora si capisce che, ecco, forse ne ho parlato parlando delle spezie, si capisce che metti tanto pepe in quello che mangi e si capisce che bevi, per forza. Anche poco zucchero avevano oltretutto, anche lo zucchero era raro, una spezia. Bevevano e lo consideravano necessario alla vita umana. Se tu devi stabilire per testamento che a tua moglie obblighi i tuoi figli a fornirle l'indispensabile alla vita umana, e quindi che cosa? Pane, vino e legna. Quelle sono le tre cose indispensabili alla vita umana. Io non so se l'Ogliastra da cui ci scrive Francesco sia una terra di grandi bevitori, però so che è una delle regioni mondiali dove si registra il tasso più alto di longevità. E quindi sarebbe assai imbarazzante se fosse anche una regione di grandi bevitori. Dobbiamo approfondire. C'è una bellissima serie, c'è un'interessantissima serie su Netflix su queste zone blu, si chiamano così, le zone ad alto tasso di longevità, ed è molto... E la correlazione col tasso di alcolismo appunto è stata fatta. È molto interessante la puntata proprio girata in Sardegna, quindi la consiglio anticipatamente. Continuiamo con la domanda di Antonello da Paterno. La sua domanda è questa: qual è stata l'importanza della birra nella storia, in particolare nel Medioevo? Allora, in parte abbiamo già risposto naturalmente, ma potremmo ancora aggiungere qualcosa in particolare sul Medioevo. Il Medioevo appunto è questa società, la società cristiana del Medioevo, questa società dove un po' di vino deve arrivare dappertutto, perché anche in Finlandia, se devi dire messa, ci vuole il vino. E quindi c'è un commercio del vino anche proprio a fini religiosi. Detto questo, in tutta l'Europa del Nord, il vino è difficile da ottenere perché non si può produrre sul posto. Anche se appunto il Medioevo è un'epoca globalmente piuttosto calda e quindi noi sappiamo che ci sono tentativi, si fa anzi davvero il vino anche nell'Inghilterra meridionale per esempio, in Germania ancora oggi si fa in gran parte della Germania, però più vai a nord e più il vino è difficile trovarlo e quindi lì c'è tutto un mondo che invece sviluppa la cultura della birra. E è un elemento distintivo a livello antropologico.
Il mio amatissimo Fra Salimbene, che cito continuamente ma perché davvero è una cronaca strapiena di cose affascinanti, Fra Salimbene, quando fa il suo grande viaggio in Francia e quindi scopre questo immenso paese ai suoi occhi e dice una cosa: in Francia i francescani sono organizzati in 8 province. Ci sono 8 zone della Francia, 8 province francescane e di queste 4 bevono vino e 4 bevono birra. Perché il nord comprende anche le Fiandre, il Belgio naturalmente, e quindi c'è la Francia della birra. Salimbene durante quel viaggio va anche in Borgogna, detto fra parentesi, e dice: prima di andare in Borgogna mi avevano detto che lì si produce più vino che in tutto il territorio di Parma, Modena e Reggio messi insieme, e a me sembrava impossibile. E invece una volta arrivato in Borgogna ho dovuto riconoscere che effettivamente è proprio così. Quanto alla birra, ecco, il fatto di questa cultura della birra è una cosa che è rimasta comune. I bevitori di birra, che probabilmente hanno un po' di senso di colpa nei confronti, no, non di colpa, scusate, ma di inferiorità nei confronti dei bevitori di vino, ci tengono a questo. Ti ricordi quella canzone di Jacques Brel? On sent la bière de Londres a Berlino, si sente l'odore della birra da Londra a Berlino, eccetera, eccetera. Allora, restiamo appunto sui bevitori di birra. C'è Elena invece che era a cena con amici e improvvisamente questo gruppo è stato travolto dalla seguente curiosità. Leggo: durante una cena tra amici ci siamo chiesti se sia veramente possibile far risalire le origini di un brand moderno così lontano nel tempo. Fa riferimento ad una birra prodotta in una famosa abbazia, l'abbazia di Leffe. 1240 addirittura risulterebbe. In particolare ci ha incuriosito tale marchio che sostiene di usare l'antica ricetta appunto dei monaci, ma lo stesso vale per altri brand. In ogni caso la birra era buonissima. Allora, in pratica Elena vuole sapere come fanno quelli che producono questa birra a sostenere che la producono dal 1240. E beh, è un caso interessante perché, come dire, è un bell'esempio di come si possono usare i documenti medievali nel marketing di oggi. Da dove viene fuori questo 1240? Quando c'è una data così precisa, di solito chi fa il mio mestiere tende a pensare ci deve essere un documento. Perché altrimenti uno dice fin dal tempo di Giulio Cesare. Ma se ti dicono 1240, ed effettivamente c'è un documento. C'è un documento del 1240. La premessa naturalmente è che il Medioevo ci ha lasciato milioni di documenti. I nostri archivi traboccano di pergamene medievali perché ogni volta che si andava dal notaio per comprare o vendere qualcosa si faceva un documento con la sua brava data e dunque in effetti nel 1240 i canonici dell'abbazia di Leffe comprano vari immobili nella città di Dinan, che Leffe si trova alla periferia della città di Dinan. I canonici nel 1240 comprano da un chierico che si chiama Gosuinus alcuni edifici, tra cui un birrificio. Questo è il punto. L'informazione quindi è: nel 1240 i canonici di quell'abbazia acquistano un birrificio. Chiaramente nessuno può garantire che poi hanno sempre continuato ininterrottamente a far produrre la birra. Che l'abbazia possedesse un birrificio non c'è niente di strano. L'abbazia possiede certamente anche attività di vario altro genere. Una città è piena di attività economiche e nessuno impedisce all'abbazia di possedere, che ne so, mulini, forni. Allo stesso modo possedeva un birrificio. Il documento, se uno non ci crede, si trova naturalmente, e questo mi sembra anche il caso di dirlo perché è l'ABC del mio mestiere. Uno va, se proprio ha voglia, nella città belga di Namur, che è il capoluogo, va all'archivio di Stato di Namur, chiede il registro numero 30 del comune di Dinan e trova l'atto d'acquisto del 1240. E questo appunto è il modo in cui spesso si può dire, quando si fa un'attività economica oggi, noi dall'anno tale, perché la pezza d'appoggio, come dire, effettivamente c'è. E siamo arrivati anche alla fine. Siamo ancora sobri, tutto sommato, va bene, ce l'abbiamo fatta, grazie a tutti. E a conclusione di questo episodio vi segnalo un film, un altro giro di Thomas Vinterberg, film danese, Oscar come miglior film straniero nel 2021. Il protagonista Martin e alcuni suoi amici si affidano alla teoria secondo cui ogni essere umano nasce con una minima quantità di alcol in corpo per sperimentare l'assunzione di alcol durante tutte le ore lavorative e raggiungere stati percettivi che incrementino la creatività del genio.
Segnalo anche un libro molto più noto, che poi ha ispirato anche un film, che è un racconto, La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, pubblicato da Adelphi nel 1975 e giunto alla 47esima edizione. Evidentemente il tema interessa, bisognerà scoprire perché. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi, in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!